Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. In questi episodi di Scenari 2021, la serie podcast realizzata dall'Inchiesta per Intesa San Paolo, proveremo ad anticipare le tendenze e cogliere i cambiamenti che porterà il nuovo anno. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'Inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. La pandemia ha avuto un impatto importantissimo sul mondo del calcio, non perché ne ha causato la crisi, ma perché ne ha rivelato i grandi limiti. La crisi del suo modello economico nasce prima del marzo 2020 e probabilmente, scrive Andrea Agnelli, presidente della Juventus nel suo editoriale per l'Inchiesta Forecast, viene dal fatto che il calcio tiene insieme troppe cose, troppo eterogenee. La piramide del calcio, riassume Agnelli, è strutturata in molti livelli che vanno dall'iperprofessionismo delle competizioni europee e dei campionati delle Big Five, Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia, ai campionati dilettantistici di qualunque paese, da Panama alla Lituania, dalla Nigeria alla Mongolia. Il calcio quindi è un unicum, governato dalle stesse norme e alimentato da vasi comunicanti tra i diversi livelli attraverso il meccanismo che conosciamo tutti, che è quello delle promozioni e delle retrocessioni. Chiunque fondi un club può un giorno arrivare ai vertici. Questo è il meccanismo che muove tutto, che fa nascere i tifosi, quello che dicono gli inglesi, keep the dream alive. Chiunque può inseguire il sogno. Sapete a cosa mi riferisco? Milioni di bambini hanno immaginato di vincere lo scudetto, alzare la Coppa del Mondo, vincere il Pallone d'Oro e negli ultimi anni sono stati raggiunti anche dalle bambine, vista l'esplosione del calcio femminile. La pandemia ha mandato in frantumi questo sogno. Il calcio di base si è fermato. I campi sono chiusi e molti di essi non riapriranno perché le loro risorse sono prosciugate per sempre. Chiunque di voi giocava a calciotto, a calcetto, a calcio sa benissimo che è diventato complicatissimo praticare calcio amatoriale. Però questa è la base su cui poi si regge tutta la piramide. La facilità di accesso al calcio, quello che ha portato tutti noi ad amare questo gioco, è messa a repentaglio dalle norme di distanziamento sociale e da un desiderio di emulazione diminuito dall'immagine di stadi vuoti, quindi tristi, dice Agnelli. Il campionato che ha perso di più, da questo punto di vista, è probabilmente la Premier League, che aveva fatto del pubblico una parte essenziale non soltanto dello spettacolo in campo, ma anche di quello televisivo. Questo momento potrebbe essere un'occasione per la Serie A, che potrebbe velocizzare il rientro del pubblico negli stadi con aperture parziali degli impianti. Non tanto e non solo per aiutare i club con qualche entrata dal botteghino, ma soprattutto per dimostrare che il brand del calcio italiano guarda oltre la crisi e prova a immaginare il suo futuro. Riportare i tifosi sugli spalti darebbe alla partita della Serie A una cornice migliore e renderebbe il prodotto finale più appetibile, sia per nuovi potenziali investitori, sia per offrire al pubblico uno spettacolo migliore. Nel frattempo, il calcio deve fare i conti con un grande cambiamento, spiega Agnelli. I dilettanti non giocano quasi più, i giovani non si avvicinano allo sport e i consumatori devono selezionare necessariamente molto più di prima, vista l'enorme concorrenza nel settore intrattenimento. Netflix e Amazon Prime vi dicono qualcosa? Non solo, si affaccia definitivamente la nuova generazione Z, che ha valori, oltre che interessi, molto diversi da chi l'ha preceduta. Il calcio del futuro deve pensare a questi giovani, altrimenti come fa a sopravvivere? Cerchiamo di capire insieme il ragionamento del presidente della Juventus. Il mondo del calcio è formato da 3 attori, indispensabili per il suo funzionamento. Ci sono i protagonisti, ci sono gli investitori e ci sono gli appassionati. Queste 3 componenti sono le fondamenta sulle quali ricostruire. In fin dei conti non sarebbe una rivoluzione, in realtà, dice Agnelli, sarebbe un ritorno alle origini. Le federazioni, le leghe, la stessa FIFA e la UEFA nacquero basandosi su queste domande essenziali. Chi gioca? Prima domanda. Chi paga? Cioè chi assume il rischio? Seconda domanda. Chi è interessato? Chi guarda? Terza domanda. Nei decenni la complessità del movimento ha progressivamente messo in secondo piano queste 3 fondamentali domande. Intendiamoci, nessuno mette in discussione la necessità di avere parti terze indipendenti
che sappiano dettare le regole e imporre la loro applicazione. Secondo Agnelli però negli ultimi decenni si è creata una simmetria tra i tre attori e la sovrastruttura. I calciatori sono protagonisti, ma non hanno quasi nessun potere decisionale rispetto a impegni e calendari. Gli investitori o gli imprenditori si assumono il rischio, ma non possono determinare formati e regole di accesso e incassano proventi tramite l'intermediazione di autorità terze. E invece gli organizzatori regolatori non sono né protagonisti né imprenditori né appassionati, ma gestiscono, incassano e determinano. Parliamo della FIFA e delle confederazioni, la più importante delle quali è quella europea, la UEFA. Ebbene, FIFA e UEFA sono insieme regolatori, organizzatori, broker e distributori del prodotto principale, sia esso il campionato del mondo o la Champions League. Quindi la domanda è: cosa sarà il calcio nel 2040? Calciatori, imprenditori e consumatori, come potete immaginare, sono centrali in questa riflessione. Vediamo qual è. Il processo di polarizzazione proseguirà inarrestabile. Saranno pochissimi i calciatori a poter essere ammessi al livello più alto del gioco. E a loro, in virtù del successo commerciale dello spettacolo, sarà necessario continuare a garantire risorse adeguate, magari in uno schema lavoratore-datore di lavoro interamente rinnovato. Club e FIFPro hanno rappresentanze e professionalità adeguate per discuterne fin da subito. Anche il numero di club che daranno vita al vertice dello spettacolo calcistico dovrà essere ridiscusso, non per assecondare i desideri di un avido gruppo di imprenditori, dice Agnelli, bensì perché l'offerta di calcio sia adeguata alla domanda e garantisca qualità. Il calcio è da sempre uno degli sport meno misurabili scientificamente per la sua natura episodica, inevitabile in un gioco a basso punteggio, ma negli ultimi anni le riviste specializzate e i programmi televisivi hanno cominciato ad utilizzare modelli statistici che misurano la qualità dei tiri e dei passaggi decisivi, per esempio, i cosiddetti expected goals o gli expected assist. E qui veniamo al terzo attore fondamentale, cioè il pubblico. Il pubblico vuole analisi e spiegazioni sempre più sofisticate. Bisogna dargliele, puntare sulla qualità, perché il pubblico è il grande carburante dello show. Senza pubblico, niente calcio. Nuovi modelli di distribuzione, nuove piattaforme tecnologiche, nuovi modi di fruizione sono assolutamente necessari per coinvolgere la generazione Z. Spesso si confonde la sostenibilità con l'economicità. Il calcio del futuro ha il dovere di coltivare la protezione degli investimenti, i livelli di remunerazione e la distribuzione adeguata dei proventi. Il panorama recessivo colpisce oggi principalmente i club, ma soprattutto la mutualità, cioè la solidarietà tra i vari livelli della piramide di cui parlavamo prima. Se calciatori, investitori e pubblico sapranno, attraverso il dialogo con le istituzioni, dare vita a uno spettacolo che esprima tutto il potenziale, dice Agnelli, il calcio non sarà solamente il più amato tra gli sport, ma lo sarà per distacco rispetto a qualunque altro. E le risorse generate potranno essere messe a disposizione di FIFA, confederazioni, federazioni nazionali e leghe per finanziare il calcio di base, sia esso maschile o femminile, quello dei dilettanti o quello delle giovani generazioni, che domani potranno sognare di arrivare al vertice. Per concludere e riassumere, secondo Agnelli il calcio del futuro dovrà tenere in considerazione maggiore i suoi veri protagonisti, società, calciatori e pubblico. La pandemia ha cambiato tutto e ha reso il mondo dell'intrattenimento più competitivo. Il calcio sopravviverà se saprà affrontare questi cambiamenti e se riuscirà a riformarsi per attirare nuovi tifosi. Anche così si mantiene vivo il sogno, anzi si rende sostenibile la realtà. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.